ci sono alcuni napoletani che per dire è finita l'epoca d'oro, insomma è fornuta Zazzanella, usano ancora a dire Capurà è morta Alifant. Per capire perché dovete seguirmi, insieme a Benedetto Croce che ci spiega l'origine di questo modo di dire, al Museo di Zoologia della Federico II. Siamo nel Museo di Zoologia dell'Università Federico II, uno dei 5 musei scientifici dell'Ateneo Federiciano, insieme a quello di fisica, mineralogia, zoologia e antropologia, che vi consiglio di visitare assolutamente se non l'avete mai fatto. Qui al Museo di Zoologia c'è una collezione straordinaria di scimmie sudafricane, c'è l'unica foca monaca, per esempio, catturata nel Golfo di Napoli. Ci sono balene, c'è una collezione di uccelli unica al mondo, canguri ormai estinti e finanche una collezione di migliaia di farfalle ed insetti che ci invidiano i musei zoologici del mondo intero. Ma il reperto a cui sono particolarmente affezionato è, pensate un po', questo scheletro di elefante indiano che arrivò a Napoli il 1° novembre del 1742. La storia è questa, statemi a sentire. Carlo di Borbone, re di Napoli dal 1734, aveva già costruito Capodimonte, ma tornando da una tonnara a Castellammare di Stabia insieme a Maria Amalia di Sassonia, sua moglie, si fermano a Portici in visita al generale di Elbeuf. Bene, qui a Portici lei dice: Carlo, guarda quanto è bello sto posto, Capodimonte è scomoda, perché non ci facciamo qui una casa di campagna? In realtà il furbo Carlo acconsente alla volontà di sua moglie Maria Amalia, ma perché lui stesso era interessato a seguire i primi scavi sistematici della Villa dei Papiri che avvenivano appunto lì ad Ercolano, e infatti nella casa di campagna, che poi diventerà la Reggia di Portici, loro costruiranno prima di tutto il Museo Ercolanese, il campo più grande di Pallacorda e poi un ospizio reale, il primo giardino zoologico dell'Italia meridionale. Ecco perché una coppia di elefanti indiani arrivano dalla Turchia. La femmina, ahimè, muore durante il viaggio, ma il maschio arriverà a Napoli. Ma dopo soli pochi anni rispetto alla vita media di un elefante, dovete sapere che questo elefante muore e, secondo molti studiosi, morirà perché probabilmente non sapevano bene cosa fargli mangiare. Alla custodia dell'elefante fu posto un caporale dell'esercito borbonico, un certo Pietro Sandomenico, il quale fu molto invidiato dai suoi commilitoni. Sapete perché? Perché oltre al suo stipendio di guarnigione, ecco, cosa faceva? Apriva la stalla a tutti i napoletani che volevano vedere l'elefante, che era ovviamente un animale straordinario, e aveva dei generosi sottomano, ecco, delle mance. Pensate, comparve finanche al Teatro San Carlo durante l'Alessandro in Egitto, con stupore dell'intero popolo napoletano. Quando l'elefante morì, ovviamente il nostro caporale fu costretto a tornare nella sua guarnigione, e allora i suoi commilitoni, che fino allora l'avevano invidiato, lo apostrofavano dicendo: Capurà è morta Alifante.